Buonasera e ben ritrovati a Sette Sera. Continuiamo questo nostro percorso nei diritti. Allora do subito il ben ritrovato a Rosaria Iardino. Ben ritrovata. Allora insieme abbiamo un po' fatto una panoramica su quel che serve al nostro paese, su quel che serve per andare avanti e recuperare i nostri diritti fondamentali. Adesso facciamo un passo un po' più grande, andiamo a guardare anche in terre lontane e cerchiamo di capire che cosa succede, perché ci sono milioni di persone che vengono torturate o addirittura perdono anche la vita perché semplicemente chiedono di avere i loro diritti, di essere uguali agli altri. Sto parlando soprattutto di donne. Allora do il benvenuto a Sonia Forasiepi, consigliere nazionale di Amnesty International Italia e volontaria. Sì. Buonasera e benvenuta. Grazie mille, buonasera, grazie per averci invitato. No, e per sono darci molto voce. felice perché la voce a voi è fondamentale, soprattutto in questo periodo, perché a breve ci sarà un appuntamento importante. Il 25 di novembre, infatti, è la giornata internazionale per che cosa? Contro la violenza nei confronti delle donne, è una giornata organizzata proprio a livello mondiale, appunto, una giornata internazionale, e si occupa specificatamente delle donne, anche perché ovviamente le donne nel mondo sono molto discriminate in molti paesi e in particolare in questo periodo, è un periodo molto delicato, perché ci sono alcuni paesi che hanno avuto un paio di anni un po' particolari, è quello che tutti conoscono come la primavera araba, che hanno visto protagoniste molte donne che hanno reclamato per i propri diritti, per i diritti di persone, diritti sanciti nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, e che in questo momento vedono a rischio il loro futuro, perché è fondamentale che in questi paesi si comincino a mettere questi diritti, si elimini ogni tipo di discriminazione dalle nuove costituzioni che le assemblee costituenti stanno riscrivendo. Certo, e adesso parleremo benissimo nello specifico di questi paesi, vi faremo capire bene qual è la situazione di queste donne. Vediamo però subito il vostro spot, perché c'è tantissimo che noi possiamo fare per aiutare queste donne che hanno bisogno. Allora partiamo con lo spot. Io sono la voce di Nasrin Sotoudeh, Iran. La voce di Razan Ghazaoui, Siria. Di Salwa Husseini, Egitto. Avvocata. Blogger. Studentessa. Incarcerata per aver difeso un oppositore. Per aver criticato il governo. Torturata per aver manifestato. Perché donna. Perché è donna. Invia un SMS al 45509. O chiama da rete fissa. Salva con Amnesty International. Le donne in Medio Oriente. E in Nord Africa. 45509. Salva la vita Delle donne che lottano. Ecco, si può salvare veramente la vita delle donne che lottano, è facile. So che è difficile chiedere un piccolo aiuto economico in questo momento di crisi in cui anche per noi è difficile arrivare a fine mese, però se pensiamo che 2 euro per noi sono veramente un piccolo sacrificio, allora con un messaggio al 45509 si può fare tanto. Per tutta la puntata vedrete scorrere quella scritta, allora seguendo quella scritta potrete veramente essere d'aiuto. Allora parliamo di donne, le donne che sono coraggiose perché addirittura vengono torturate e incarcerate per ottenere quello che chiedono, donne che in ogni punto del mondo cercano di farsi vedere. È imbarazzante che siamo ancora qui nel 2012 a parlare di donne discriminate. Amnesty è una delle organizzazioni che io conosco molto bene, le più autorevoli e prestigiose che ci sono impegnate in questo fronte. Dobbiamo dire, qui ricollego, ma non per diventare provinciale, che in Italia, prendiamo un esempio, Milano, dall'inizio del 2012 abbiamo avuto 550 atti di violenza nei confronti delle donne. Sì. Quindi io farò subito il messaggino per donare 2 euro e secondo me è giusto che la solidarietà parta da un gesto così piccolo ma in realtà così importante. Però anche in casa nostra le donne vengono discriminate, quindi il 25 novembre riguarda le donne di tutto il mondo, certo. Riguarda le donne anche di casa nostra. Assolutamente, se sono già tante queste donne in Italia, che pensiamo sia un paese ormai civile, che vengono comunque maltrattate, non vedono rispettati i propri diritti, se guardiamo paesi come l'Egitto, l'Iran, la Siria, i numeri diventano enormi, la condizione è veramente tragica. Allora, prima di addentrarci bene, io volevo, visto che ho fatto una richiesta di un piccolo sforzo economico, diciamo subito questo sforzo economico andrà direttamente, sarà controllato da voi e sarà per delle vostre campagne, dei vostri progetti. Sì, questo sforzo economico è in un momento molto particolare, perché come dicevo, dopo 2 anni di lotte,
Le donne sono trattate in maniera ancora più discriminata di prima perché non è accettata questa loro partecipazione in piazza, dove non solo hanno manifestato ma anche hanno guidato queste manifestazioni. Questa cosa è molto poco accettata in paesi del Medio Oriente e del Nord Africa. E quindi nei paesi dove non ci sono stati cambi di regime al potere, praticamente queste donne sono ancora più aggredite da questo tipo di discriminazioni. Negli altri paesi invece, come l'Egitto, la Tunisia, in cui ci sono stati cambi al vertice, il problema è che non sembra che ci sia l'intenzione di cambiare le leggi affinché vengano eliminate queste discriminazioni. Questa cosa è gravissima e fa un po' la differenza con altri paesi in cui, almeno sulla carta, non ci sono discriminazioni. Il problema è che è un momento delicato perché bisogna fare sì che nelle Costituzioni, nelle leggi locali, nella prassi, non ci siano più discriminazioni formali. Poi si farà il passo successivo affinché non ci siano neppure in pratica. Certo. Quindi La domanda sui sì. fondi, i fondi sono controllati direttamente da noi e sono destinati proprio in questo periodo per continuare a fare missioni in loco, così come ne abbiamo fatte più di una in Siria, e fondamentalmente per scrivere dei rapporti, tra l'altro sul tavolo c'è l'ultimo rapporto annuale di Amnesty International, sono rapporti fondamentali perché riguardano tutti i tipi di paesi, questa campagna è su questi paesi, e sono rapporti in cui con prove assolutamente inconfutabili viene messo sul tavolo di organizzazioni sovranazionali come l'ONU, ma vengono usati anche per fare pressione nei confronti dei paesi che devono assolutamente rispettare i principi, i diritti fondamentali della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, tra cui anche quello all'istruzione e al lavoro di cui si parlava prima. Certo, ovviamente. Allora, io vorrei entrare proprio nello specifico citando qualche dato, perché veramente sono clamorosi, così poi almeno vediamo la situazione bene e poi lascio il commento a te, Rosaria. Partiamo per esempio dall'Egitto, dove in quella che era la piazza simbolo un po' del cambiamento, le donne sono state prese di mira, sì, ma sono state fatte loro cose terribili, test di verginità, lì da medici imposti, insomma. È vero. Racconti? Sì, dopo 30 anni di dittatura di Mubarak ci sono stati più o meno 1 anno e mezzo, 16 mesi di governo transitorio, e dopodiché ci sono state le elezioni, ma il problema è che tra questi due periodi ci sono stati praticamente 12.000 processi in corte marziale per i manifestanti, ci sono stati 121 morti e 3.484 feriti. Considerate che a fronte di questi numeri un solo poliziotto è stato incriminato, uno solo, e inoltre l'Egitto è stato accusato di aver usato in 100 anni di esistenza dei gas lacrimogeni. Nessun paese mai aveva utilizzato i gas lacrimogeni in maniera così massiccia nei confronti del proprio popolo. Che cosa è successo? In particolare, come dicevi giustamente tu, le donne sono state prese di mira, proprio per il processo che dicevo prima, non viene accettato questa partecipazione delle donne all'interno di un processo per reclamare per i propri diritti, non vengono accettate le donne come leader di questi cambiamenti e di conseguenza le donne sono ancora più discriminate. Tra l'altro appunto c'è ora l'Assemblea Costituente che sta lavorando per fare delle nuove leggi e sembra che stia andando in direzione opposta rispetto a quella con cui dovrebbe andare. Un solo esempio che mi è rimasto impresso, per esempio si sta discutendo di nuovo di leggi che riguardano il diritto di famiglia e si vuole abbassare l'età in cui una donna può contrarre matrimonio a 9 anni. Quindi tanto per fare un esempio, per non parlare poi di dettagli che riguardano il divorzio piuttosto che la tutela dei figli. Questo rispecchia un blocco culturale enorme che tra l'altro poi si riflette anche tante volte nel nostro paese. Se noi pensiamo a delle piccole minoranze che ancora sono poco riconosciute, ci ritroviamo di nuovo a confrontarci con queste problematiche nel piccolo anche noi. Ecco, sono fenomeni più sporadici, però purtroppo succedono. Io resto, diciamo, sconcertata da come nel supportare la primavera araba tutto l'Occidente sia stato presente, e sono sconcertata come l'Occidente non è presente quando nel periodo subito dopo la caduta del dittatore, la Libia è un altro di quei paesi dove stanno accadendo delle cose inenarrabili, dove però l'Occidente sta a guardare. Ma sta a guardare perché?
perché non gli interessano le donne, non gli interessano i diritti umani, l'Europa, gli Stati Uniti, tutti quegli stati che si sono fatti vanto di accompagnare la primavera araba, in realtà poi hanno abbandonato le donne, ma i giovani studenti, le università. Per la prima volta noi abbiamo avuto studenti che sono scesi in piazza affrontando il regime a viso scoperto, che era un'altra novità nel contrastare dei regimi dittatoriali. Ecco, tutti questi giovani uomini e giovani donne sono stati abbandonati in ragione di un interesse economico, dobbiamo dircelo. Perché se noi, come Amnesty fa benissimo, denuncia 12.000 processi, denunciano, ci sono degli stupri di massa che non sono denunciati, sono denunciati dalle organizzazioni presenti sul territorio. In tutto questo la mia domanda è: dov'è l'Italia, dov'è la Francia, dove sono gli Stati Uniti, quelli che si sono in qualche modo hanno deciso di essere garanti di questo passaggio? Perché non sono più garanti? Bravissima, noi lo siamo. Voi sì? Noi ce la mettiamo tutta, effettivamente abbiamo una memoria lunghissima, non abbandoniamo mai le situazioni in cui i diritti non sono ancora arrivati a un livello tale, a un livello di accettabilità. Devo dire che per quanto riguarda i 12.000 processi e tutte le persone messe in carcere, devo dire che il nuovo presidente Morsi, quando è arrivato, ha fatto un'amnistia, e questa è una cosa positiva. Però devo anche dire che, ritornando un attimo sul discorso del test di verginità, che a noi fa orrore effettivamente, ritornando al test di verginità, il discorso è che molte persone, molte donne sono state prese durante le manifestazioni e gli è stato fatto il test di verginità allo scopo di dichiararle eventualmente prostitute nel caso in cui non fossero vergini e ovviamente discreditare le loro attività in piazza di lotta per i propri diritti. È stato poi dichiarato che questo test non era accettabile, ma ciò nonostante il medico militare che aveva effettuato il test è stato assolto all'inizio di quest'anno. Allora, queste situazioni sono moltissime, voi state lottando per eliminarle, possiamo fare tanto anche voi. Allora, siete più di 3 milioni a far parte di Amnesty International, la più grande associazione a tutela e difesa dei diritti umani. Possiamo diventare ancora di più ed è facilissimo, perché fino al 25 di novembre con soli 2 euro, con un sms al 45509 si può aiutare voi e quindi aiutare tutte queste donne che hanno bisogno di essere ascoltate, hanno bisogno di riavere la loro voce, quindi ridiamo loro la voce che devono avere. Allora io ti ringrazio infinitamente. Posso dire un'ultima cosa? Che si può fare anche qualcos'altro. Noi ovviamente apprezziamo moltissimo il contributo finanziario, però è fondamentale non rimanere indifferenti, è fondamentale metterci la voce, mettere la faccia, perché il silenzio ci rende complici. Dobbiamo assolutamente sapere e divulgare quello che succede nel mondo, perché nel momento in cui tolgono i diritti a qualcuno che è anche lontano da noi, prima o poi li toglieranno anche a noi. È molto difficile ottenere dei diritti, ma perderli è veramente un attimo, purtroppo non bisogna abbassare la guardia. E allora, per conoscere, io invito tutti ad andare anche sul vostro sito, in modo tale che si possano vedere veramente i dati, toccare con mano, vedere le situazioni e finalmente aprire gli occhi e capire in che direzione si dovrebbe andare, va bene? www.amnesty.it, anche per firmare online le petizioni, che sono importanti. Importantissime. Allora, grazie infinite ad Amnesty International. Il messaggino potete mandarlo oggi, domani, insomma, fino al 25 di novembre. Adesso un pochino di pubblicità, però restate con noi perché continuiamo a parlare di diritti, andiamo a guardare a chi ha ancora più bisogno di queste donne, sono le donne piccole, le bambine, le minori. State qui.